Allora, violenza e maltrattamento. Dunque io adesso mi occupo, sono al Tribunale del Riesame da un lato, per cui mi occupo di misure cautelari personali, quindi noi valutiamo sostanzialmente se una persona che ha compiuto un determinato crimine, se ci sono gravi indizi e ci sono delle esigenze cautelari, quindi pericolo di reiterazione del reato, pericolo di fuga, pericolo di inquinamento probatorio, decidiamo se mantenere o no una determinata misura, si rimettono in libertà, si chiama anche Tribunale della Libertà il nostro, ecco, diciamo, il riesame in senso più tecnico, nel senso che le persone ricorrono a noi sostanzialmente come ultimo grado, perché poi in Cassazione si va solo per questioni strette, diciamo, di diritto. Quindi noi siamo gli ultimi che esaminiamo il profilo del fatto, anche se in maniera sommaria, nel senso che noi abbiamo accesso a tutti gli atti del fascicolo, mentre come sapete invece poi nei gradi di giudizio, diciamo, dibattimentali c'è tutta una formazione, un meccanismo di formazione della prova, a meno che non ci sia appunto un consenso all'acquisizione degli atti che presume che si devono sentire tutti i testimoni, mentre noi semplicemente prendiamo il fascicolo delle indagini e vediamo se ci sono gravi indizi e vediamo se questa persona c'è appunto il pericolo che torni a ricadere nel crimine. Questo da un lato. Dall'altro sto facendo un'esperienza in Corte d'Appello perché proprio anche per la mia competenza psicologica stiamo cercando di esaurire una serie di procedimenti di violenza sessuale e maltrattamenti veramente gravi, devo dire, casi delicatissimi purtroppo che risalgono anche a parecchi anni fa, come voi sapete. Purtroppo la giustizia, anche in questi casi, a volte siamo veramente, il distretto della Corte d'Appello di Venezia è uno dei più lavorati in assoluto, anche a livello di statistiche, quindi non riusciamo a stare dietro purtroppo a tutto. E queste sono cose veramente gravi dove ci vorrebbe un intervento immediato. L'intervento immediato lo dà l'intervento cautelare, ma poi prima di avere una sentenza definitiva ci vuole tempo, purtroppo, ecco, per cui questa è la situazione. Comunque. Allora, io appunto dicevo in corte vedo proprio attualmente, sto vedendo una serie di processi dove spesso il maltrattamento è collegato alla violenza sessuale. E violenza, quindi violenza sulle donne, possiamo dire che ci sia una violenza quindi fisica, una violenza psicologica e una violenza sessuale. Per quanto riguarda il reato di maltrattamenti c'è un articolo del codice 572 che lo prevede, poi c'è tutta una serie di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che ha ritenuto che il maltrattamento presupponga una continuatività della condotta, un po' come il mobbing, diciamo, dal punto di vista, diciamo, poi nell'ambito della psicologia lavorativo. Quindi diciamo che le difese spesso cercano di una soluzione dei loro assistiti nel reato di maltrattamenti, dicendo che in realtà le violenze, gli episodi anche magari di lesioni sono pochi e quindi non si può, è un reato che si procede d'ufficio il maltrattamento, mentre magari le lesioni sono a querela e quindi per riuscire, diciamo, ad avere la meglio, tra virgolette, per i loro assistiti, cercano di sgonfiare, tra virgolette, quello che è il capo di imputazione iniziale e dire no, in realtà non si è trattato di un comportamento continuo, ma di singoli episodi. Allora qui è molto difficile già qui a capire esattamente la vittima se è stata oggetto di singoli atti oppure se in realtà vi è una condotta continuativa, diciamo, di violenza, così come anche per lo stalking. Voi sapete che adesso è un reato, diciamo, molto diffuso e anche per lo stalking c'è diciamo lo stesso criterio, cioè nel senso che anche qui ci sono una serie di atti persecutori che in qualche modo hanno indotto la persona a un fondato timore per se stessa, per i propri familiari o a cambiare abitudini di vita. Quindi anche qui c'è un requisito di continuatività della condotta, un singolo atto, diciamo, non è così grave come questi reati che presuppongono, insomma, una continuatività di condotte. E allora
Questi fatti si verificano spesso in ambito familiare o nell'ambito di rapporti, diciamo, amorosi. Cosa succede spesso? Succede che la vittima di una violenza sessuale è oggetto da parte, tra virgolette, del maltrattante di una sorta di brainwashing viene chiamato, cioè vi sono dei comportamenti che pone in essere generalmente l'uomo, generalmente, ecco, nei confronti della donna, facendole credere a un certo punto appunto con un lavaggio del cervello che lei non conti nulla, che lei sia nulla, che lei sia niente. Nelle testimonianze sentiamo spesso proprio queste donne dicono mi diceva che io non valgo niente, che non sono nulla, e questa è un'offesa cioè è terribile. E a volte il maltrattante è ancora più subdolo e si verifica il cosiddetto fenomeno del gaslighting, non so se l'avete mai sentito, ci si rifà questo termine a un'opera teatrale vecchia del 1938 in cui il marito, in quest'opera teatrale, il marito cosa faceva? Era il gaslighter, aveva questo rapporto con la moglie molto, diciamo, subdolo, nel senso che lui abbassava la sera le luci a gas dell'abitazione, facendo credere a lei che lei aveva una percezione della realtà non corretta, distorta, quindi voglio dire, lei aveva l'idea, lui dice no, diceva assolutamente, le luci sono sempre uguali, questa donna continuava ad avere la percezione che queste luci si abbassassero e quindi inducono appunto nella vittima l'idea appunto di una falsa rappresentazione della realtà, di non essere in grado di avere una sua percezione corretta della realtà, per cui la vittima a un certo punto, un po' alla volta, comincia a essere insicura, si annienta e quindi non è più soggetto, ma diventa, tra virgolette, oggetto. E infatti il maltrattante ha proprio un problema proprio nelle relazioni, tra virgolette, oggettuali, nel senso che il maltrattante non riesce ad avere un rapporto paritario, deve inglobare in sé la donna è mia. Io ho letto anche recentemente, anche in sentenze anche molto attuali, le dichiarazioni, tra virgolette, anche dell'assassino che arriva addirittura ad uccidere e dice no, ma tu voleva lasciarmi, tu sei mia, sei una mia proprietà, tra virgolette, quindi c'è sempre alla base questo rapporto spesso chiamiamolo di sadismo, masochismo, in cui da un lato c'è questa un'ipotenza narcisistica che cerca appunto sempre di più di manifestarsi e di tenersi elevata anche poi con l'arrivo di un figlio, perché spesso a volte l'arrivo di un figlio innesta ancora dei maltrattamenti ancora più intensi, perché appunto c'è uno spostamento rispetto all'oggetto d'amore. E nella vittima probabilmente sempre di più c'è questo senso di inadeguatezza, questo senso di colpa che spinge alla fine a far sì che vittima e persecutore continuino in questa dinamica malata e continuino per anni, perché da un lato, per carità, le donne dicono non abbiamo coraggio, ok, spesso c'è la paura, perché c'è la paura delle ritorsioni, guarda che se lo dice qualcuno ti ammazzo, quindi c'è la paura, ma c'è anche una dinamica psicologica che si autoperpetua, poi dovuta anche poi, se dopo andiamo a approfondire le storie, perché dopo noi abbiamo anche spesso le storie delle persone, soprattutto quando ci avvaliamo della consulenza o del perito psicologico, viene fatta tutta la storia, quindi spesso vediamo che ci sono storie di maltrattamenti già subiti, questa coazione a ripetere che ben voi conoscete, ecco, dal punto di vista psicologico. E comunque la persona che maltratta, il maltrattante, è generalmente un soggetto che ha un mancato controllo delle proprie pulsioni, quindi c'è appunto un acting out, quindi in qualche modo c'è un problema proprio di controllo e noi quando nel Tribunale del Riesame dobbiamo decidere se applicare una misura cautelare o se mettere in libertà una persona, è proprio alla capacità di una persona di autodeterminarsi, di controllare i suoi impulsi che noi facciamo riferimento, tanto che una delle motivazioni, diciamo, più usate, che ripetiamo spesso nelle nostre sentenze,
questo soggetto è incapace di controllare i propri impulsi. Quindi come facciamo a fidarci, ad esempio, di dare una misura non detentiva che presuppone tipo obbligo di presentazione, obbligo di dimora, che sono misure più lievi ma che presuppongono una capacità di autocontrollo, di autocontenimento, di rispetto degli obblighi? Ma se abbiamo una persona che, voglio dire, soggetta alle sue pulsioni, è chiaro che non possiamo avere fiducia, e lo diciamo, rispetto al suo futuro comportamento, quindi c'è questo problema. Allora, potrei parlarvi per giorni. Comunque, il terzo prossimo convegno. Almeno ne abbiamo già collezionato altri due. Cerchiamo diciamo, di stringere un po' e di capire un pochino. Guardate, partiamo da un caso proprio che stiamo vedendo adesso, così vedete una cosa pratica e concreta. Tra l'altro è un caso sub iudice, nel senso che c'è una sentenza di primo grado e in Corte d'Appello abbiamo udienze in corso ancora per accertamento, però voglio dire, la sentenza di primo grado è pubblica, quindi. Ecco, allora, questo tizio, che chiamiamo Tizio, è imputato quindi del reato di maltrattamenti perché in presenza di figli minori, la cosiddetta violenza assistita, che è anche più grave, maltrattava la moglie sottoponendola a vessazioni varie che di fatto le rendevano la vita insopportabile e particolarmente dolorosa. In particolare per motivi di ossessionante gelosia verificava ogni suo movimento. La percuoteva anche con cadenza settimanale, procurandole di volta in volta ecchimosi e lesioni che non venivano fatte refertare dalla donna per vergogna e paura, nonché la aggrediva, anche cingendole con forza le mani al collo fino al punto di cercare di soffocarla. La minacciava di morte, la ingiuriava costantemente, la teneva costantemente sotto controllo, facendole pesare ogni cosa. A causa del clima di terrore ingenerato con l'uso della violenza, la costringeva a subire rapporti sessuali a lei sgraditi, soprattutto in occasione delle liti più furiose. E infatti poi c'è la contestazione anche del 609 bis, violenza sessuale, perché anche in più occasioni usava violenza e pretendeva che lei avesse con lui rapporti sessuali nonostante contro la volontà di lei. In particolare nel clima di vessazione e sopraffazione di quel capo che precede, specialmente dopo le liti più violente, pretendeva da lei rapporti sessuali, per fare ciò la ingiuriava ulteriormente, la teneva bloccata sul letto, tenendole ferme alle braccia. Questo, diciamo, è la ricostruzione del fatto. Vi ho portato questa sentenza perché c'è stata una consulenza, diciamo, di parte e poi una perizia d'ufficio, perché questo soggetto, loro erano sposati da parecchi anni, avevano avuto appunto anche dei figli e inizialmente la convivenza, come spesso succede in questi rapporti, sembrava andasse bene, erano nati due bambini e ad un certo punto le cose cominciano a peggiorare. Lei dice: a un certo punto mio marito ha cominciato a essere prepotente, possessivo e geloso. Lui risulta affetto, perché questo l'abbiamo verificato anche proprio dalla documentazione medica, da una patologia psichiatrica, nel senso che già aveva avuto un ricovero, che infatti sono contestati fino all'agosto 2013. Lui, proprio nel periodo in cui si erano intensificati gli episodi appunto di violenze sessuali, di offese, lui aveva avuto anche un ricovero appunto con la diagnosi di eccitamento impaziente bipolare. Lui aveva dei problemi dal punto di vista appunto psicologico, che però non erano, a parte questa diagnosi che era stata data, non aveva seguito, diciamo, delle terapie particolari, però con il ricovero ospedaliero gli è stato dato soprattutto del carbolitio, litio, insomma un farmaco che potesse in qualche modo compensarlo, e dopo aver assunto questo farmaco effettivamente si era contenuto, si era riuscito a compensare, diciamo, il suo disturbo. E allora, come prima cosa chiede, voi l'avrete già visto oggi, diciamo, dagli altri relatori, però cosa chiede in questi casi il giudice per capire se questo problema, tra virgolette, che lui aveva, può in qualche modo aver influito sulla sua capacità di intendere e di volere, ancor prima sulla sua capacità di partecipare al processo
e se vi è un nesso causale tra questa patologia e i comportamenti posti in essere. Allora, il quesito che diede all'epoca il giudice fu questo: viste gli atti, proceda il perito a perizia nei confronti di Tizio, dica quali sono le sue attuali condizioni psichiche, se fosse persona capace di intendere e di volere al momento dei fatti, e se tale capacità debba ritenersi per infermità almeno in parte scemata. Dica altresì se Tizio debba ritenersi socialmente pericoloso. Dica inoltre se il predetto si trovi o meno in condizione di partecipare coscientemente al processo, perché come prima cosa, ancora prima dell'accertamento sulla capacità che il soggetto aveva al momento in cui ha commesso il fatto, noi dobbiamo verificare se c'è una capacità di partecipare coscientemente al processo. Cosa significa questo? Una capacità di comprendere il contenuto dell'accusa e una capacità di relazionarsi con il proprio avvocato e quindi di difendersi. E qui ci sono delle norme molto precise a tale riguardo, perché se noi abbiamo dei dubbi sul fatto che un soggetto abbia la capacità di partecipare coscientemente al processo, dobbiamo sospendere, dobbiamo nominare un curatore e ogni 6 mesi si fa una verifica, cioè insomma non si può fare il processo fino a che questo soggetto non, tra virgolette, guarisce. Può essere uno stato di sospensione che dura, voglio dire, anche per un sacco di tempo. Però generalmente, in linea di massima, in molti casi, diciamo, si tratta di persone capaci di partecipare al processo, ma che magari hanno una problematica che in qualche modo ha inciso sulla loro capacità di intendere e di volere. Intendere significa di percepire quella che è la realtà che ti circonda, di volere addirittura proprio di autodeterminarsi. E ci sono una serie di norme nel codice, appunto, nel codice penale, che dicono innanzitutto: nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al momento in cui l'ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. È interessante questa cosa, poi ci sono anche fatti di attualità. Io sono andata a leggermi le motivazioni delle famose sentenze che hanno destato molto scalpore, per capire, perché è chiaro che non si può da una sentenza, da un dispositivo, andare a capire cosa c'è. Io ho soprattutto anche i miei genitori che a volte mi dicono ma cosa hanno fatto? Dico, ma aspetta, leggi, prima devi leggere. Cioè, come si fa? È talmente complessa una decisione giudiziaria, ci sono talmente tanti fattori, tante che prima di poter anche veramente parlarne, uno dovrebbe leggersi tutte le carte, cioè, e forse questo bisognerebbe anche spiegarlo bene all'opinione pubblica, che a volte pensa che, no? Che il giudice, per carità, non è che i giudici siano perfetti, anzi ci mancherebbe, sono umani come tutti gli altri, però non è facile giudicare i giudici se non si legge quello che sta alla base del giudizio, quindi bisogna sempre leggersi le motivazioni, cercatele su internet, ma prima, cioè, cercate le motivazioni delle sentenze prima di avere un giudizio, mi pare insomma una cosa giusta. Comunque, allora, cosa può succedere? Che un soggetto abbia una patologia. Un tempo si parlava solo di patologie psichiatriche, adesso si può parlare anche, con una recente sentenza, tra l'altro abbastanza, della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che anche degli disturbi della personalità che non sconfinano in stati psicotici, ma anche, voglio dire, fatti di nevrosi o comunque delle turbe che non vadano ad incidere su aspetti deliranti, possono comunque causare o scemare un po' o tanto la capacità, appunto, di intendere e di volere, e quindi portare a una diminuzione della pena, oppure addirittura ad una assoluzione perché il soggetto non era imputabile. Però in questo caso, se il soggetto non è imputabile, va fatta un accertamento per vedere se lui era socialmente pericoloso, perché, appunto, vi ho letto prima il quesito, e questo lo chiede sempre il giudice: nel caso in cui per infermità di mente la capacità è scemata, bisogna vedere se il soggetto è socialmente pericoloso, perché se è socialmente pericoloso gli si possono applicare delle misure di sicurezza, che sono gli articoli 203 e seguenti del codice, che sono un'altra parte. Allora, interessante, così giusto per darvi uno spunto di riflessione, è la norma che descrive gli stati emotivi e passionali.
Articolo 90. Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. Allora, nei casi in cui è stato ritenuto, ve lo dico proprio in 2 parole perché il tempo stringe, però nel caso in cui è stato ritenuto che un soggetto abbia agito, perché in molte sentenze che io ho letto si dice il soggetto ha agito in forza di un dolo d'impeto, perché il dolo, l'elemento soggettivo del reato, è graduato. Può esserci un dolo preordinato e un dolo d'impeto. Il dolo d'impeto, ma questo lo dice proprio il codice, cioè nella graduazione della pena e nella valutazione del soggetto, bisogna vedere se uno, insomma, voglio dire, l'ha pensata e strapensata. È più pericoloso, si dice, che uno invece rispetto a uno che agisce d'impeto. Vabbè, questo può essere anche discutibile, però voglio dire, questo viene visto più tra virgolette, pericolosa la persona che pensa e poi attua il suo proposito criminoso. Ecco, e allora se è vero che lo stato emotivo e passionale non diminuisce comunque l'imputabilità, in realtà può essere considerato come un fattore da cui dedurre la possibilità di concedere invece al soggetto le attenuanti generiche, perché molto nei processi si gioca a livello di determinazione della pena nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze, perché ad esempio in un caso che probabilmente è quello di Bologna, sì, in quel caso, leggendo la motivazione, ho visto che il soggetto aveva confessato, ma confessando aveva anche esposto sostanzialmente che lui aveva ucciso questa donna per motivi abietti e futili, che è un aggravante, quindi lui in qualche modo ha riconosciuto e ha dato la possibilità di contestare questo aggravante. E proprio per questo comportamento confessorio gli sono state concesse le attenuanti che sono state bilanciate e quindi bilanciando si è diminuita la pena. Ecco, diciamo, a volte le attenuanti non vengono riconosciuti in primo grado, ma magari vengono riconosciute nel secondo. Ecco, per cui in quei casi che vedrete in cui appunto se leggete queste motivazioni, la sentenza di Genova, di Bologna, in realtà si fa, soprattutto il punto è sulla concessione delle generiche, più che sul fatto che si dice no, si è tornati al diritto d'onore, no, in realtà non c'entra niente, cioè qui c'è un problema di concessione o meno delle attenuanti generiche. Ecco, giusto per ritornare, perché abbiamo solo pochi minuti, al caso di cui vi ho detto prima, di quest'uomo che maltrattava la donna e anche... questo un medico, cioè un psicologo, psicoterapeuta ci ha detto che questa particolare patologia che lui aveva di disturbo bipolare aveva inciso sulla sua capacità di intendere e di volere e che l'aveva completamente scemata, non era capace, ok. E addirittura, secondo questo consulente, non era capace neanche di partecipare al processo. L'altro invece ci ha detto che assolutamente questo disturbo non era in grado di influire sulla capacità di intendere e di volere, che quindi lui era compos sui, che lui era capace di partecipare al processo, siccome era il perito d'ufficio che ha detto questo, in genere i periti d'ufficio sono, diciamo, disinteressati, o comunque il giudice, diciamo, del primo grado ha ascoltato, tra virgolette, quello d'ufficio. Adesso però noi ce li richiameremo questi periti un po' per confrontarli, anche perché è chiaro, il giudice poi si dice il peritus peritorum, no? Quindi alla fine l'ultima parola spetta al giudice, però capita spesso che ci siano questi orientamenti così contrastanti per cui e non ci d'altra troviamo, parte sono dei ruoli contrastanti, il perito di parte. Lo so, però insomma ci vuole molta onestà intellettuale. Ecco, dovrebbe diciamo essere che così. questo secondo me è la cosa più importante anche nei rapporti tra le parti. Quindi avvocati, magistrati, psicologi, cioè quando hai la sensazione che qualcuno ti stia prendendo in giro, tra virgolette, è la sensazione peggiore che un giudice può avere. Per cui voglio dire, cerchiamo di, tra virgolette, essere intellettualmente onesti, credo sia la cosa più importante. Sono d'accordo. Grazie dottoressa, chiarissimo anche l'esempio.